Welcome to River of Love Malta nel-għakom ġewwa River of Love Malta. Il-lejla għal serata speciale, per una serata speciale con il nostro bellissimo, unto, carino, fratello gemello, uomo di Dio, pastore apostolo Davide Galassi da Modena. E salutiamo tutti voi da Modena, dalla Puglia, dalla Sicilia. Vi salutiamo. Hallelujah. We salute you. We greet you. God bless you. Receive tonight. Ricevete. Alleluia. Dai, se per Dio, facciamolo più forte questo applauso. Alleluia, dall'applauso namlu ikbar. Amen. Per me è un grande onore essere qui. Għaxu onur kbir li jena edha u aħna edina hawnhekk. Vengo a Malta dal 2007. Ili niġi Malta mill-2007. Negli ultimi anni sono stato un po' più assente, F'da l-aħħar ma tantx ġejt dawn l-aħħar snin, ma perché il Signore mi ha affidato tante cose. imma l-mulej f'dali ħafna affarijiet oħra. Gli impegni, i viaggi sono tantissimi. L-impenji li kelli u l-vjaġġi kienu ħafna. Però so che Dio ha un progetto grande per Malta. Imma naf li l-mulej għandu proġett kbir ħafna għal Malta. Tant'è che ho detto al pastore Gordon Tantu hekk li jingħat il-Pastor Gordon che probabilmente non molto lontano li jista' jagħti il-każ li mhux daqshekk fil-bot. verrò a vivere a Malta. Niġi anka ngħix Malta. Sento nel mio cuore qualcosa per questa nazione. Inħoss xi ħaġa għal dan nazzjon. Sento che Dio vuole fare qualcosa di speciale. Inħoss li l-mulej irid jagħmel xi ħaġa speċjali. Voglio chiarire, come ha detto il pastore Gordon, Nixtieq niċċara kif qal Pastor Gordon che io faccio ancora parte di Nation for li Christ. jiena nagħmel parti Nations for Christ. Voglio darvi una visione chiara, Irrid nagħtikom viżjoni ċara perché io ho aperto una chiesa a Modena għaliex jiena ftaħt Knisja Modena e l'ho chiamata Missione Cristiana Libertà. u jiena semmejta Missjoni Kristjana Libertà. La chiesa che ho aperto a Modena Il-Knisja li jiena ftaħt Modena ha una visione per Modena. għandha viżjoni għal Modena. Poi faccio parte della Chiesa Apostolica Italiana. U jiena nagħmel parti mill-Knisja Apostolika Taljana. Ci sono 150 chiese. Hemm 150 knejjes. E all'ultimo evento della Chiesa Apostolica U fl-aħħar event li sar fil-Knisja Apostolika, ho parlato a centinaia di pastori. jiena tkellimt ma' ħafna u ħafna pastors. Questa è una visione U din nazionale. hija viżjoni nazzjonali. Poi faccio parte di una visione più U grande, mbagħad nagħmel parti minn viżjoni li hija ikbar, una visione internazionale. li hija viżjoni internazzjonali. E questa è Nation for U Christ. dan huwa Nations for Christ. Io credo Jiena nemmen che quando Dio dà delle visioni, li meta l-mulej jagħti viżjonijiet, queste visioni collaborano insieme, dawn lavorano il-viżjonijiet insieme. jaħdmu kollha flimkien. Ogni territorio U kull territorju ha un metodo diverso. għandu metodu differenti. Ogni luogo U kull post ha una cultura differente. għandha kultura differenti. Noi portiamo la cultura del U regno, aħna il-kultura tagħna hija dik tas-saltna, ma i metodi sono diversi. imma l-metodi huma kollha differenti. La visione può essere un po' differente. Il-viżjoni tista' tkun ftit differenti, Quindi quando sei pastore di una chiesa locale, għalhekk jekk inti pastor ta' knisja lokali, ti muovi sulla visione che Dio ti dà per inti quel timxi territorio. skont il-viżjoni li mulej tak għal dak il-pajjiż partikolari. Ma facciamo parte di una sola chiesa Imma kollha kemm aħna nagħmlu parti minn knisja e di waħda. una visione internazionale, Li hija viżjoni che è internazzjonali. Nation for Christ. Li hija Nations for Christ. Io non sto scherzando quando dico che probabilmente un giorno verrò a vivere Jiena mhux a qed Malta. niċċajta ta' meta tilkom probabbilment jista' jkun li niġi ngħix Malta. Noi abbiamo la chiesa più in crescita dell'Emilia Romagna e una delle più grandi al nord. Għax aħna fl-Emilja Romagna għandna l-ikbar knisja fin-nord tal-Italja li qatt hemm. Yes. E Għad la, kien hemm. la chiesa sta vivendo un tempo speciale. U l-knisja tagħna qiegħda għaddejja minn żmien speċjali. In 2 anni che abbiamo aperto un nuovo locale, U f'sentejn li aħna ftaħna post ġdid, l'abbiamo già riempito. diġà mlejnieh.
Dio è fedele. Għax il-mulej huwa fidil. Dio si sta muovendo con Huwa potenza. lejali. U qed jimxi b'qawwa kbira. Ma sento nel mio cuore Imma nħoss f'qalbi che Dio mi chiama a fare altro nel mio illi futuro. l-mulej qed jgħajjat li biex nagħmel iżjed fil-futur. Io so che Dio mi ha chiamato a fondare chiese. Naf li l-mulej sejjaħli biex jiena nifonda l-knejjes. E quindi se un giorno verrò qui, Għalhekk jekk xi darba niġi hawnhekk, aiuterò le chiese che Dio vorrà fare crescere qui attraverso River of Love. nejn lil knejjes li l-mulej jrid li jkunu hawnhekk Malta permezz ta' River of Love. Può darsi che verrò presto. U li jista' jkun li niġi m'għandux. Amen. Yes. Credo in un principio e poi andiamo alla parola. Jiena nemmen fuq prinċipju mbagħad ngħaddu għall-kelma. Si chiama ubbidienza Il-prinċipju huwa e l-ubidjenza sottomissione. u s-sottomissjoni. Oggi quando stavo parlando col pastore U Gordon, llum meta kont qed nitkellem mal-Pastor Gordon, gli ho detto io non verrei mai a Malta għatlu jien ma niġi qatt Malta ad aprire un'altra chiesa. biex niftaħ knisja oħra. Io verrei a Malta Imma jiena niġi Malta per sottomettermi a questa realtà. biex jiena nkun nista' nkun submitted lejn E lavorare din ir-realtà insieme. u li naħdmu flimkien. Amen. Alleluja. Non abbiamo bisogno di un palco o di numeri. M'għandniex bżonn palk jew numri ta' nies, Abbiamo bisogno di vivere per il regno. imma għandna bżonn li aħna ngħixu Yes. assaltna. Amen. Alleluja. E quando tu vivi per il U regno, meta inti tgħix assaltna, Dio inizia a usarti il-mulej jibda jużak. in modo potente. Mod qawwi. È Lui che ti Huwa conferma. u li jikkonferma È Lui lek che dan. ti riconosce. U li jirrikonoxxi. È Lui che ti invia. U li jiffitak. È Lui che ti ha unto. U li ġabek anointed. Ricordatevi U ftakru che un albero li jekk għandek siġra, non dirà mai quanto è bello il mio frutto, is-siġra qatt ma jta kemm sabiħ dan il-frott li għandi. ma saranno gli altri a riconoscerlo. Imma ħaddieħor jinduna kemm il-frott ta' dik is-siġra huwa sabiħ. Amen. Amen. Alleluja. Amo e apprezzo Gordon, Jiena nħobb u napprezza lil Pastor Pastore Gordon. Mariella, U anka lili u anka jien lilu. siamo molto amici. Aħna ħbieb ħafna. Con lei abbiamo veramente un feeling, ecco perché mi traduce. U aħna flimkien għandna ċerta kemistrija spirituali u E għalhekk so che Dio farà tagħmel qualcosa di grande stasera. tradizzjoni u naf li il-mulej ħajma xi ħaġa sabiħa lejla. Sono un uomo e una donna di Dio meravigliosi, U mara u raġel tal-mulej meraviljużi. ha tanti difetti, Bħanna għandna ħafna difetti. probabilmente più di me. Jista' jkun Pastor Gordon għandu iktar difetti minn Davide. Se noqgħod inkejjilhom ta' Mi hai dato ragione. Ok. Femni. Però, come ha detto mio cognato, Però kif għalli r-raġel toħti, ama Dio al di sopra di ogni altra cosa. il-pastor ta'kom iħobb ħafna l-Alla. È dedicato al Signore sopra di ogni Huwa altra dedikat cosa. verament għal mulej u dak li huwa l-importanti. E io lo amo Amen. con tutto il U mio għalhekk jiena cuore. nħobbu b'qalbi kollha. Amen. E uomo sbaglierà, Ir-raġel iva jiżbalja. ognuno ha il suo carattere. Għax kulħadd għandu l-karattru tiegħu. Però una cosa la so, Imma xi ħaġa waħda jiena naf che Dio è il suo tutto. li għalih Alla wa kollox. Amen. Alleluia. Alleluja. Allora, vi prometto che io non sono molto lungo. Għalhekk jiena nwietkom li mhux se ndewwimkom ħafna. I messaggi del vostro pastore durano 3 ore, Il-messaġġi tal-pastor ta'kom bej wieħed u ieħor ma' tliet sigħat. i miei durano 30 minuti. Imma tiegħi nofsija biss u Siete daqshekk. felici? Kontenti? Ok. Conosco. Gordon è un insegnante, Pastor Gordon huwa għallim deve fare vedere tutto. u jrid jara li jgħallimkom kollox. Io sono un predicatore, U jiena predikatur vado al succo. li mmur sempliċement naqbad l-assenza. Quindi vi chiedo di alzarvi in piedi. Għalhekk qomu bil-wifqa Vogliamo pregare. Padre, e grazie, nitolbu grazzi mulej perché la tua parola è tutto. għax il-kelma tiegħek hija kollox. Ci sottomettiamo a te. Aħna mulej Ġesu nissottomettu lejk Che la tua unzione sia sulla mia vita, biex l-unzjoni tiegħek tkun fuq ħajjitna, sulla vita di Mariella. fuq ħajti. Le persone non hanno bisogno della voce di un uomo, U l-nies m'għandhomx bżonn il-vuċi ta' bniedem, ma hanno bisogno di ascoltare la tua voce, imma għandhom Gesù. bżonn jisimgħu il-vuċi tiegħek mulej. Parla attraverso di me. Itkellem permezz tagħna. Prepara i cuori Ipprepara l-qlub affinché il seme che verrà biex seminato iż-żerrija li jien ħanaddi
porti frutto, tista tagħmel il-frott. molto frutto, Ħafna frott. nel nome di Fissem Gesù. Ġesu Kristu. Amen. Amen. U alleluja. Ok, accomodatevi. Alleluja. Pastore Yes. il-pastor se jaqra l-iskritturi, ok? Nitranslate What's your name? kelma. Come on, please. Ejja unek, Holly. Si chiama Holly. Voglio pregare per lei prima di iniziare. Irrit nitlob għalija qabel ma nibda. Yes. Quello che ho sentito nel mio spirito Dak li ħassejt fil-ispirtu tiegħek. Illum, è che tu devi crescere. huwa li inti trid tikber Questo è l'inizio del fl-ispirtu. tuo cammino, Dan huwa il-bidu ma Dio ti porterà tal-mixja tiegħek. a nuovi livelli, Imma l-mulej se jmexxik għal livelli iktar għoljin. ma ti chiama a sottomissione Imma l-iktar ħaġa li qed jgħidlek biex tagħmel bħalissa huwa li inti tissottometti lejn il-pastors tiegħek a ubbidienza u li inti tobdi e a preparazione, biex kollok il-preparazzjoni għal dak li l-mulej għandu għalik. perché Dio vuole usarti Għaliex il-mulej jrid jużak ħafna. in modo potente. Mod qawwi. C'è un'unzione sulla tua vita Hemm anointing qawwija fuq ħajtek che il nemico ha cercato di usare nel tuo passato, li l-għadu prova jagħmel minn kollox biex juża fil-passat ha tiegħek. cercato di usare il tuo dono, Iprova juża anka d-don tiegħek. ma quando eri distrutta Imma meta inti kont ma tiflaħx Dio iżjed, ti ha salvato il-mulej salvak. e oggi Dio vuole usarti. U għalhekk il-mulej irid jużak. Alza le tue mani per Olli favore. idejk. Stendete le mani su di lei Amen. Idejkom. perché Ejja. lo Spirito di Dio Għax l-Ispirtu Talla sta già scendendo su di lei con diġà potenza. niżel fuq qawwa kbira. Lui ti chiama solo ad ubbidienza, U qed jgħidlek sempliċement biex ikollok il-bidjenza. preparazione, U preparazzjoni. preparazione, Preparazzjoni. dedicazione, Edukazzjoni. intimità con U Dio intimità mal-la. e Lui ti farà crescere. U jkabrek. Non desiderare di crescere più velocemente Kunx tixtieq li inti tikber ħafna iżjed milli għandek. di quello tikber che Dio vuole per te. Għal dak li l-muli għandu I tempi għalik. sono di Dio, Għaliex iż-żminijiet huma Talla. ok? Però chiudi i tuoi occhi. Għal għajnek. Spirito Santo, grazie Grazzi Spiritu Santo. per la tua potenza. Għal qawwa tiegħek. Oh, Sharabaya, che era Jesus. Riempila ora col tuo spirito. Imlija mulej Ġesu bl-Ispiritu tiegħek. Riempila ora col tuo spirito. Imlija mulej Ġesu issa Ricevi. bl-Ispiritu tiegħek. Irċivi. Ricevi. Irċivi. Ricevi. Irċivi. Ricevi nel Irċivi nome di f'isem Gesù. Kristu. Amen. Amen. Alleluja. Alleluia. Bene. Ci siamo? Come on. Ci siamo? Ok. Il titolo di questa sera. Il-titlu ta' di kelma tiegħi lejla. Il seme è una cosa seria. Iż-żerrija hija xi ħaġa serja. Il seme è una cosa seria. Iż-żerrija hija xi ħaġa serja. Sto per scrivere un libro su questo tema. Fil-fatt qiegħed biex nikteb ktieb fuq dan it-tema. Dio mi ha parlato molto sul potenziale di un seme. Il-mulej kellimni ħafna fuq il-qawwa ta' żerrija. Guarda la persona vicino a te e digli: Ħarsu lejl ta' maġemkom u c'è un għajdilha seme nella tua vita. li hemm żerrija fil-ħajja tiegħek. C'è un seme nella tua vita. Li hemm żerrija fil-ħajja tiegħek. Andiamo insieme? Ejja morru flimkien, Pastor. Yes. Genesi 1, Genesi 1, dal versetto 11 al versetto 12. 11 sa 12. Yes. First, Genesi Genesis 1 dal versetto 11 Min al 11 versetto 12. Mill-11 sa 12. Yes. Poi Dio disse: produca la terra della vegetazione, delle erbe che facciano seme e degli alberi fruttiferi che secondo la loro specie portino del frutto, avente in sé la propria semenza sulla terra. E così fu. La terra produsse della vegetazione, delle erbe che facevano seme secondo la loro specie, degli alberi che portavano del frutto, avendo in sé la propria semina secondo la loro specie. Dio vide che questo era buono. ولا قال حتنبت الارض الخشيش خشيت يعزل السرية سجر اللي يعملوا الفراد بالزرية جافيخ سكونت عملتهم فوق الارض واكسر وندبت الارض خشيش خشيش اللي يعمل الزرية سكونت عمليته وسجر عملوا الفراد بالزرية سكونت عمليته ورعلا اللي كان طيب. Yes. Come vediamo in questa scrittura, Kif qed naraw f'din l-iskrittura, Dio non dà delle piante già finite, il-mulej ma jtinix pjanti li huma diġà lesti, non dà una vegetazione già finita. ma jtinix raba jew xi ħaġa li hija diġà lesta.
Dio dà la semina, Imma il-mulej jgħinna biex ikonna żerrija. Dio dà un seme Jagħti żerrija affinché quel seme biex dik iż-żerrija cresca tikber per portare frutto. biex imbagħad ikun hemm il-frott. Lo vediamo nelle scritture. U qed naraw fl-Iskritturi Dio dà sempre un seme, li Alla dejjem jagħti żerrija. non fa mai tutto finito. U qatt ma jagħmel xi ħaġa li hija kompletament lesta. Vuole che noi collaboriamo con U Lui. jixtieq li aħna nikkollaboraw miegħu. Dio ci ha chiamato a collaborare con Lui. Il-mulej sejħinna biex E nikkollaboraw questo vale miegħu. anche per la parola di Dio. U dan qiegħed ukoll anke l-kelma talla. Quando tu stai chiedendo a Dio un miracolo, Meta inti saqsi il-mulej għal xi miraklu, Dio ti darà un seme. il-mulej jagħtik żerrija. Amen. Quando tu chiederai a Dio di fare Meta qualcosa, inti saqsi il-mulej biex jagħmel xi ħaġa, quello che farà Lui è darti un seme. dak li hu jagħmel huwa jagħtik żerrija. Perché il regno di Dio funziona in questo modo. Għaliex is-saltna talla hekk tiffunzjona. La Bibbia parla di semina Il-Bibja titkellem fuq li aħna namlu żerrija. E di Nħawlu raccolto. żerrija. U mbagħad niġbruha meta jkun fuqta. perché? Għalfejn? Perché Dio vuole collaborare con Għaliex noi. il-mulej irid jikkollabora magħna. Vuole vedere la nostra fedeltà. Irid jara kemm aħna fidili leh. Vuole vedere se ci fidiamo di Lui. Irid jara jekk aħna m'għandniex fiduċja fih. Quindi quando tu chiederai qualcosa a Dio, Għalhekk meta inti saqsi xi ħaġa l-mulej, Lui ti darà sempre un u seme. dejjem jagħtik żerrija. Non aspettarti una pianta finita. Tistennix li tikpjanta lesta? Hai bisogno di avere un seme per Imma għandek piantarlo. bżonn li inti kollok żerrija biex inti tippjanta. Quando tu preghi, U meta inti titlob, Dio risponde con un seme. il-mulej jirrispondi permezz ta' żerrija. Molte persone non hanno compreso questo. Ħafna persuni dawn l-affarijiet ma jifmuhomx. Ecco perché a volte sono deluse da Dio. U għalhekk ħafna drabi jkunu dalużi. Perché si stanno aspettando qualcosa Għaliex qed jistennew xi ħaġa che realmente Dio ha già messo nelle loro li mani. realment il-mulej diġà poġġa fidejkom. Ma le persone danno di solito Imma x'jagħmlu n-nies normalment? importanza a qualcosa di finito. Jagħtu importanza lil dak li hu ġa lest quddiem Ma non al għajnejhom. seme. Imma mhux jagħtu importanza li żerrija. Ma Dio dà importanza Imma al l-mulej seme. jagħti importanza li żerrija. Amen. Dio dà importanza al seme. Il-mulej jagħti importanza żerrija. Andiamo a vedere una scrittura in Genesi 3:15. Ħanaraw scrittura oħra, Genesi 3, vers 15. Tutti noi conosciamo la storia di Adamo ed Eva. Kollha kemm aħna nafu l-istorja ta' Adamu u Eva, Hanno commesso alto tradimento, tafu li huma tradixxew il-mulej, hanno peccato, li huma dimbu la loro disubbidienza u d-diżibbudjenza tagħhom li ha portati a sottomettersi a Satana. spiċċaw li huma ġew taħt ix-xitan minflok taħt L'uomo il-mulej. ha fatto Satana principe di questo U mondo, non kien Dio. il-bniedem li għamel ix-xitan il-reta d-dinja mhux Alla. E che cosa è successo? U x'ġara? Che Satana si sentiva vincitore. Li Satana vera ħassu li huwa rebbieħ. La creatura che Dio ama, Il-kreatura li l-mulej kien iħobb. io l'ho vinta con la bugia. X'għamel, mamma mia, li hu rebaħ il-bniedem permezz ta' gidba. Siete con me? Qegħdin miegħi. Tutto chiaro fino a qui? Kollox ċar sissa. Bene, andiamo in Tajjeb. Genesi Ħammorru Genesi 3:15 3 vers 15. e guardiamo Dio che cosa dice a Satana. U se naraw il-mulej x'qal lil Satana. Satana era tutto felice, Satana kien kontent era ħafna nel giardino għax kien qiegħed fil-ġnien e diceva ho u vinto. qal baħt. E Dio parla con Satana U l-mulej kellem ma' Satana e gli dice in Genesi u 3:15 qallu fil-Genesi 3 vers 15 dan io li ġej. porrò inimicizia fra te e la donna e tra il tuo seme e il seme di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu gli ferirai il calcagno. U jiena nqajjem mibeda bejnek u bejn il-mara, bejn nislek u nisilha. U hu jagħmel għal rasek u int tagħmel għal arqubu. Il seme ti schiaccerà il calcagno. Il-żerrija. Iż-żerrija. Neħilek Tisħaqlu rasu. tisħaqlu rasu. È difficile in maltese qualche volta, non in italiano. Guardate, Ħarsu,
non dice mio figlio Gesù ti schiaccerà il calcagno, Ma qallux ibni Ġesu se jaffiġlek ma rasek. dice il seme ti schiaccerà il Imma calcagno. jgħidlek iż-żerrija se taffiġlek rasek. Quando Dio vede un seme, Meta il-mulej jara żerrija, vede anche già il prodotto finito. jara diġà l-prodott li huwa lest. Ah, fallo forte se per Dio questo applauso. Jekk huwa l-mulej, dal-applaws għamluh qawwi iktar. Yes. Non dice Gesù uomo ti schiaccerà il calcagno, Ma qallux Ġesu li ħaj jaffiġlek ma dice rasek. il seme. Imma qallu le, iż-żerrija taffiġlek Perché? rasek. Għalfejn qallu hekk? Perché per Dio un seme è lo stesso prodotto di un miracolo, di qualcosa di finito. Għax għal-mulej iż-żerrija hija xi ħaġa ta' miraklu għalih. C'è un modo di dire Hemm mod ta' kif wieħed jitkellem u in jgħid. Italia, non so se esiste a Fl-Italja Malta, hemm xi però c'è proverbju. un modo di dire. Si chiede alle persone, Ngħidu. si fa una domanda Insaqsu lil persuni domanda. e gli si chiede: è nato prima l'uovo o la gallina? Insaqsu min twilet l-ewwel, il-bajda jew kellha t-tiġiġa. Qualcuno. Min se jgħidilna? Questo è un po' difficile per il mondo, per noi cristiani non dovrebbe essere difficile, Għalina no? kristjani m'għandux ikun diffiċli, ma Sappiamo dinja che Dio ha creato gli diffiċli. animali, giusto? Tafu li l-mulej crea ok. l-annimali. Quindi possiamo dare una risposta: ha creato prima la gallina. Għalek ejja nistgħu nagħtu risposta l-ewwel ma ħala huwa t-tiġiġa. Ma non mi voglio soffermare su questo indovinello. Imma ma rridx noqgħod nieqaf fuq dan. Ma la mia domanda è questa: Imma d-domanda tiegħi hija dik. un uovo Il-bajda è lo stesso prodotto di una gallina, u l-istess prodott ta' t-tiġiġa. è solo differente. Huma differenti. Una ghianda Ġandra ngħidula bil-Malti. è lo stesso prodotto di una quercia. Huwa l-istess prodott ta' acorn. Tafu x'inhi? Sono solo differenti Id-differenza hija per lo sviluppo, per la l-iżvilupp crescita, tagħha. ma è lo stesso. Imma l-istess. Il prodotto è lo stesso. Il-prodott huwa l-istess. Siete con me? Qegħdin miegħi. Un seme Iż-żerija diventerà sempre qualcosa di più grande, issir xi ħaġa dejjem ikbar. ma è già quella cosa. Imma diġà hija dik il-ħaġa li inti ħatara Se tu fl-aħħar. mangi un uovo, U jekk inti tikol bajda, non ci sarà la gallina. mhux se jkun hemm it-tiġiġa. Siete d'accordo? Taqblu miegħi? Ho detto qualcosa di difficile? No. D'accordo? All right? Taqblu miegħi? Yes. Se uno scoiattolo mangia una ghianda, Jekk squirrel jikol acorn, non ci sarà una quercia, mhux se jkun hemm squirrel, perché è lo stesso prodotto, għax huwa l-istess prodott. solo che non è ancora completato. Sempliċement id-differenza li jkun għadu mhux komplut fil-bajda. Ora, quando Dio dà un Ecco. seme a un uomo, Għalhekk meta l-mulej jagħti żerrija lil bniedem te lo dà affinché tu lo faccia crescere. u jagħtilek sakemm inti tistennih jikber. Ma quando Dio te lo affida, Imma meta jafda fik il-mulej Dio lo vede già finito. biex inti trabbih, il-mulej jkun diġà raħ lest, komplut. Ecco perché in Ebrei capitolo 11 Għalhekk fil-Lut kapitlu dice 11 che la fede jgħid lil fidi cosa crede? xi tikred. Alle cose che non vede. Il-fidi hija dik illi temmem f'dak li ma tarax. Siete con me? Qegħdin Alle miegħi. cose che ancora non sono, Il-fidi temmem b'affarijiet li diġà huma daqs li kieku kienu. ma ha certezza che saranno. Imma hemm ċertezza li ħajkunu. Nel momento che Dio ti dà un U seme, fil-moment li l-mulejja tik tu żerrija, devi iniziare a credere inti trid tibda temmen che se lo semini, li jekk inti titfa' che se lo żerrija proteggi, u jekk inti tipproteġi dik diventerà iż-żerrija, quello che Dio issir vuole dak e li desidera. l-mulej irid u verament jixtieq. Facciamolo forte questo applauso al Signore. Enerġaw għal-mulej. Yes. Għawi. Genesi 8. Morru f'Ġenesi 8. Quanti conoscono Rebecca? Min minnkom tafu minni Rebecca? Yes. Allora andiamo in Genesi 25. Genesi Morru 8 lo prendiamo f'Ġenesi dopo. 25, 25. Genesi 25, versetto 23. Vers 23. Il Signore 23. disse, Il-mulej qal A Rebecca. il-pastor. il Signore disse a Rebecca, 2 nazioni sono nel tuo grembo e 2 popoli separati usciranno dal tuo seno. Uno dei 2 popoli sarà più forte dell'altro e il maggiore servirà il minore. U l-mulej għalila, hemm żewġ ġnus f'ġufek u żewġ popli jinfirdu minn ġawinik u l-popli jeleb poplu ieħor u l-kbir jaqdi l-żgħir. Ascoltatemi. Isimam.
Dio guarda Rebecca Il-mulej ħares lej Rebekka e non gli dice in te ci sono due semi. u ma qallix fi kemm żewġ żerjat. Ora inverte Imma e gli dice in te ci sono due nazioni. Alla li fik hemm żewġ nazzjonijiet. Wow. Dio quando ti dà un seme Il-mulej meta tik iż-żerrija, lo vede già finito, inti diġà qed taraħ il-baby. vede già il prodotto Qed completato, jara l-mulej diġà dik it-tarbija kompleta. vede già la realizzazione di quello che lui desidera. Qed jara realizzazzjoni ta' dak li hu jixtieq. In Genesi all'inizio U f'Ġenesi fil-bidu lui disse al diavolo u jgħid li che xitan un seme gli avrebbe schiacciato il calcagno. li propju dik iż-żerrija afġitlek rasek. Ora guarda Rebecca, Għalhekk u l-mulej ħares lej Rebekka aveva due semi, u kella żewġ żerrijat, ma Dio vede due nazioni. imma l-mulej ra żewġ nazzjonijiet. Perché per Dio seme Għaliex għal-mulej iż-żerrija e il miracolo u l-miraklu sono la stessa cosa. li huma l-istess ħaġa. Seme Men, iż-żerrija e la benedizione hija il-barka sono la stessa cosa. bħalmi hija Quando Dio ti dà qualcosa, il-prodott. Il-mulej meta jtik xi ħaġa per lui è già realizzato. għalih diġà lest. Amen. Anche se ancora è un seme. Anka jekk għadu biż-żerrija. Ecco perché vi ho detto dobbiamo dare importanza ai Għalhekk semi. għattilkom li rridu nagħtu importanza lil żerrijat Se noi non seminiamo, għax jekk aħna ma nħawlux se noi iż-żerrija, non proteggiamo il seme, jekk aħna ma nipproteġux dik iż-żerrija, se noi non annaffiamo quel seme, jekk aħna ma nħarsux leha, non possiamo prendercela con Dio ma nkunux nistgħu nħarsu lej il-mulej dwar għax għamilt li għax ikun tortana. se non vediamo una pianta. Ovvjament jekk ma narawx pjanta jkun tortana għax aħna ma bżajniex għaliha dik iż-żerrija. Siete con me? Qed tifhmuni? Quando Dio parlò al diavolo, Meta l-mulej tkellem max-xitan lui ha compreso subito u fem mill-ewwel il potere della semina. il-qawwa taż-żerrija. Ecco perché da quel momento in poi U għalhekk minn dak il-ħin il-qudiem tutte le donne che vedete nelle scritture, dawk in-nisa kollha li intom taraw fl-iskrittura, le mogli dei patriarchi, il-nisa ta' dawk li kienu patriarki, quelle da dove ci sarebbe stata la discendenza di Gesù, in-nisa li minn għandhom ġiet id-discendenza ta' Ġesu, erano sterili. kienu sterili. My goodness. Amen. Rivelazzjoni. Pronto? Ecco perché Ekku għaliex? ti sto facendo far fatica. No, era rivelazione per me. Ah, ok. Perché io ho due bambini per grazia di Dio. Sì, lo so. Dunque è la stessa cosa. Lo so. Ascoltatemi. Gesù. Quando il popolo di Israele Meta l-poplu ta' Izrael andò a vivere in Egitto, mar biex jgħix fl-Eġittu, quando Giuseppe era il secondo del faraone, meta Giuseppe kien it-tieni wara Farun, noi sappiamo che dopo la morte di Giuseppe aħna nafu li wara l-mewt ta' Giuseppe, il popolo è stato reso schiavo dal faraone. il-poplu kollu raġa ġej taħt il-Faraun. E più il faraone lo U perseguitava, iktar il-Faraun kemm persegwita e più lil questo Mosè, popolo cresceva. iktar kien jikber dal-poplu. Qual era la paura del faraone? X'kienet il-biża tal-Farun? Che il popolo diventasse così numeroso Li l-poplu jsir tant kbir fil-numru per conquistare l'Egitto. biex jakkwista l-Eġittu. E quindi che cosa ha messo il diavolo nella testa Għalhekk del faraone? x'għamel ix-xitan f'moħħ il-Farun Di uccidere tutti i primogeniti. biex joqtol il-daw kollha li kienu l-ewwel wilt. Il faraone aveva paura, U l-Farun beda jibża ma realmente stava rispondendo a un piano più grande che era quello del diavolo. imma għal-kemm hu beda jagħmel dan, il-mulej diġà kellu f'qalbu li kien qiegħed jagħti risposta għal dak li x-xitan kellu diġà f'moħħu permezz tal-Farawn. Il diavolo ha cercato di uccidere il seme, Ix-xitan prova joqtol iż-żerrija uccidendo tutti i maschi di Israele. permezz li hu joqtol lil dawk il-babies maskili kollha ta' Iżrael. Siete con me? Qegħdin miegħi. Ma, dite insieme a me, wilt. ma Ma imma si è salvato un seme. għajdu miegħi imma salva iż-żerrija. Qual è questo seme? X'inhu dan Il nome di questo seme. X'inhu l-isem ta' dan din iż-żerrija? X'inhu l-isem ta' dan iż-żerrija? Mosè. Amen. Ma vi voglio dire di più. Imma rrid ngħidilkom iżjed. Ogni volta che il diavolo cercherà di bloccare il tuo seme, Kull darba li x-xitan jipprova jibblokka dik iż-żerrija tiegħek, Dio userà il male che il diavolo farà contro di te il-mulej juża anka dak il-ħażin li x-xitan għamel kontrik contro di lui. kontra tiegħu stess.
Alleluja. Siete con me? Edin miħaj. Attraverso quello che il faraone ha decretato, l'uccisione di Permezz tutti i primogeniti, Tal-kmant li għamel il-faraon biex joqtol l-ewwel wild ta' kull persuna, me kull familja. è stato preso Mosè, Mosè qabat messo nel fiume u poġġa fil-river. ed è arrivato tra le braccia del... X'għamel Mosè spiċċa ġo dik ir-river għax hemmhekk tefaw u spiċċa della figlia del faraone stesso. Anti tifla stess tal-faraon. Fermi. Ma- Posso scendere? Yes, Sì. posso scendere. Che Ħajinżel. adesso mi sento... ok. Scaricato. Ascoltate, Isimawni. Mosè Mosè è cresciuto alla corte del faraone. ġi mrobbi fil-kort tal-faraon. Perché? Fil-palazz tal-faraon. Għaliex? Perché doveva avere una mentalità da regno. Għax u kellu bżonn ikollu mentalità ta' saltna. Il diavolo Ix-xitan ha cercato di uccidere il seme, ipprova joqtol dik iż-żerrija. ma non ha fatto nient'altro Imma m'għamel xejn ħlif che realizzare il piano che Dio aveva. li jġib il-pjan ta' Alla iktar realizzat. Alleluia, c'è qualcuno che può Alleluia. farlo forte questo applauso? Alleluia. Yes. Ogni volta Kull darba che il diavolo cercherà di uccidere il tuo seme, li x-xitan jipprova joqtol iż-żerrija tiegħek se tu sei arreso a Dio li jekk inti ċedi għal mulej e ti fidi di Lui, u li inti tafda fil-mulej Dio userà il male che è stato fatto contro di te l-ħażin li x-xitan per għamel trasformarlo kontrik in biex bene. jittrasforma għat-tajjeb għalik. Alleluja. Il diavolo non può uccidere il seme. Ix-xitan ma jistax joqtol dik iż-żerrija. Sei solo tu che puoi permettere a quel seme di non crescere. Tista' tippermetti li x-xitan biex joqtol dik iż-żerrija. È responsabilità nostra il seme. Ir-responsabilità hija tagħna ma tikbirx jew le dik iż-żerrija. Nel momento che tu preghi, U fil-moment li inti titlob, Dio ti dà dei semi il-mulej itik iż-żerrija. e quei semi vanno seminati. U dawk iż-żerrijat inti tmur tħawilhom. Quei semi può essere qualcosa di materiale. U dawk iż-żerrijat jista' tkun xi ħaġa materjali. Faccio un esempio. Ħantikom eżempju. Tu stai pregando per il denaro. Jekk inti qed titlob bħalma talab dan ħuna hawnhekk għall-flus Lui ha pregato per il denaro, u talab għall-flus. ha pregato per il lavoro, U talab għax-xogħol. ma ha continuato a seminare. Imma baqa jagħti żerrija. Se non avesse seminato, Kieku ma baqax jagħti żerrija oggi non fatturerebbe così tanto. fil-Knisja, illum żgur m'għandux dik il-barka li għandu fil-ħajja tiegħu. Perché Dio gli ha dato dei semi. Għax il-mulej taħ E quando żerrijat. tu li semini, U meta inti dawk dak iż-żerrijat ħawilhom, c'è sempre il frutto. hemm dejjem il-frott. Amen. Alleluja. Ma non solo, Mhux biss, Dio semina in noi la parola. imma l-mulej anka fina jagħtina żerrija tal-kelma. Quanti hanno delle promesse da parte di Dio qui? Kemm Forza. għandkom hawnhekk xi wedit lil Solo mulej in għamel cinque, solo in magħkom? cinque hanno promessa da parte di Dio. Dio non vi Ħamsa parla. biss ta'kom il-wedit. Ogni volta che apro la Bibbia Dio mi dà delle magħkom. promesse. Kull darba li intom taqraw il-Bibbja l-mulej jagħtikom il-wedit. Quando Dio ti dà una promessa, Meta l-mulej jagħtik weda, è un seme. huwa żerrija. Dio vede già il prodotto finito, Il-mulej diġà qed jara l-prodott lest. ma è ancora un seme. U ekku dik iż-żerrija. Ecco perché le scritture insegnano Għalhekk l-iskritturi għalmuna a proteggere il tuo cuore. biex nipproteġu qalbna. Perché il seme è sempre seminato nel cuore. Għaliex dik iż-żerrija dejjem aħna niżrawha f'qalbna. E tu lo devi U proteggere. inti trid tipproteġiha. Siete con me? Qegħdin Quanti miegħi. conoscono la parabola del seminatore? Kemm minkom tafu dik il-parabola C'è in Luca ta' e in żerrija? Matteo. Fluqa u anka f'Matteo qiegħda. Siete con me? Qegħdin Che miegħi. cosa insegna la Bibbia in quella parabola? X'tallimna l-Bibja permezz ta' dik il-kelma. Che c'è un seminatore. Li hemm dak ir-raġel li jħawwel iż-żerrija. Che è il seminatore? Minu dak li Dio. jħawwel? Il-mulej. Cosa fa Dio? X'jagħmel Alla? Semina, U jħawwel, jiżra, semina, semina. jiżra. Dove? Fejn? In tutti. Kullum kien. Non ha f'kulħadd. preferenze. M'għandux preferenzi. F'kulħadd jiżra. Semina in tutti.
f'kulħadd. Sta seminando in tutti i tipi di terreno. U jibda jizra f'ħafna tipi ta' artijiet differenti. Perché? Għalfejn? Perché Dio ci ama Għaliex il-mulej jħobbna. e vuole il meglio per U noi. jrid l-aħjar għalina. Vuole benedizioni, Irrit li aħna jkollna l-barkiet. vuole salute, Irrit li aħna nkunu b'saħħitna. vuole guarigione, Irrit li aħna ovvjament naraw il-fejqan. vuole libertà, Iridna li nkunu f'libertà. Questo è Dio. Dan huwa Alla tagħna. vuole il meglio. Irrit l-aħjar għalina. C'è qualcuno che può dire così? Għaw xi ħadd li jista' jgħid ekku il-mulej irid l-aħjar għalija. Vuole il meglio. Il-mulej irid l-aħjar Yes. għalina. Che cos'è il meglio per Dio? X'inhu l-aħjar għal-mulej? La sua parola. Il-kelma tiegħu. Amen. Alleluja. La sua parola Il-kelma tiegħu crea. tikrea. La sua parola Il-kelma tiegħu è sopra al naturale. hija sopranaturali. Quando Pietro Meta Petru chiese a Dio di camminare sulle acque, saqsa lil mulej biex jgħinu biex hu jkun jista' jimxi fuq l-ilma, disse chiaramente: da qallu ċar, comandami, ikmandani, dai una parola. għati kelma. Perché se tu mi dai una parola, Għax jekk inti tagħtini kelma, Io jien inkun nista' camminare- nimxi fuq l-ilma. al di sopra delle acque. Fuq l-ilma. Siete con me? Qegħdin miegħi. Quindi ogni volta che tu preghi, Għalhekk kull darba li inti titlob, Dio ti dà una parola. il-mulej jitik kelma. Ti dà Alleluja. un seme. Jagħtik żerrija. Quando andiamo a leggere la storia, Meta mmorru naqraw l-istorja, non la prendo adesso, u mis se noqgħod naqra perché issa. sennò ci perdiamo troppo tempo. Għax inkella nitilfu ħafna żmien. Noi vediamo 4 tipi di terreno. Aħna naraw 4 tipi Sì o ta' no? artijiet. Il primo tipo di terreno L-ewwel tip ta' art è il seme lungo la strada. huwa dik iż-żerrija li tkun qiegħda mal-art. Viene seminato. U li tiġi imħawla, E che cosa succede? miżruha mħawla xorta. Arriva il U diavolo. jiġi x-xitan. Cosa combatte il diavolo? Għal xiex l-iktar li jikkumbatti? Il seme. Iż-żerrija jipprova jisraq. Il diavolo Ix-xitan non combatte quello che tu hai già, ma jikkombattix dak li inti għandek diġà, combatte quello che tu sarai. imma jipprova jaħtaf u jieħu dak li inti se tkun. È disinteressato della tua economia, Ma jimpurtax mill-ekonomija tiegħek ix-xitan. ma sa perfettamente che se crescerai in economia potrai dare tanto per il regno. Imma jaf eżattament li jekk inti tikber fl-ekonomija sentimi. tista' tagħti ħafna lis-saltna. Quindi quando Dio dà un seme, Għalhekk meta l-mulej jagħti żerrija, la Bibbia dice che arriva subito il diavolo, il-Bibja tgħidilna mill-ewwel jiġi x-xitan perché molti di noi għax ħafna minna non hanno rivelazione m'għandhomx revelazzjoni di quanto è potente un seme. ta' kemm hu importanti ż-żerrija. Noi aspettiamo sempre tutto finito, Aħna nistennew li kollox ikun lest mill-ewwel. ma Dio ti dice c'è potenza in un Imma seme, l-mulej jgħidlek li hemm il-qawwa fiż-żerrija. c'è potenza in un seme. Hemm potenzja mqawwa fiż-żerrija. Quando tu stai pregando, U meta inti titlob, io semino. inti tkun qiegħda tħawwel. Quando tu leggi la mia parola, Meta inti taqra l-kelma talla, io ti do semi. jiena natik iż-żerrijat. E la Bibbia dice, U il-Bibja tajt, a causa della parola arriva il diavolo. permezz ta' dik il-kelma jiġi x-xitan. Perché? Għalfejn? Perché lui vuole distruggere i semi, Għaliex u irrit jiddistruġġi il-żerrija. vuole rubare il seme. Irrit jisraq dik iż-żerrija. Amen. Amen. E cosa succede? Che il primo Xiġri li l-ewwel seme seminato żerrija viene rubato. dik jisraq. Quante persone entrano in chiesa, Kemm jiġu nies ricevono fil-Knisja parole, jirċievu kelma, hanno profezie jkollhom e il-profesiji. appena escono U l-moment li joħorġu arriva il minnaw, diavolo jiġi x-xitan e ruba subito quel seme. u mill-ewwel jisraq dik iż-żerrija. E così molte persone oggi stanno pregando, U għalhekk ħafna Ma non persuni stanno llum ricevendo. qegħdin jitolbu u mhux qed jirċievu perché non proteggono il seme. għaliex mhux qed jipproteġġu il-żerrija. Secondo terreno, It-tieni art roccioso. kollu ġebel Viene seminato un seme in un terreno roccioso. tawwel dik iż-żerrija fart mimlija blat kollha rocks. Quanti sanno?
Mi dicono xari, non sapevo in maltese che cos'era. Quando viene seminato un seme U meta inti tiżra dik il-żerrija sulla roccia, fuq il-blata, non ha radici. ma tarax li titla għax ma joħorġux l-eruq. Cosa significa? Xi tfisser? Che il seme per portare frutto Li iż-żerrija biex inti kollok il-frott deve mettere radici. trid poġġija hawnhekk fil-qalb u joħorġu Se non ha radici? l-eruq. Jekk inti m'għandekx eruq, Il sole, ix-xemx, il calore, is-sħana la pioggia u x-xita distruggeranno quel seme. tkissirlek totali u tġiblek fix-xejn dik iż-żerrija. Queste atmosfere rappresentano gli attacchi che noi riceviamo dal Din nemico. l-atmosfera li għadni kif semmejt jirrappreżentaw l-attakki li x-xitan jagħmel fuqna. Quando non hai profondità nella parola, Meta inti m'għandekx profondità tal-kelma, quando la parola non ha messo radici in te, meta l-eruq tiegħek mhumiex qegħdin iffundati fil-kelma tal-la, perderai la benedizione. inti titlef totali dik il-blessing li l-mulej għandu għalik. Il-barka. Terzo terreno, It-tielet art. un terreno che ha radice, Huwa art fejn fil-fatt iva hemm il-ħaxix tiela. un terreno fruttuoso. Hemm il-frott fih. Il ukoll. seme viene seminato, U inti tiżra dik iż-żerrija, mette radici, titfa dik iż-żerrija u tara l-eruq ħirġin, inizia a crescere, jibdew jitilaw, ma quando inizia a crescere, imma meta jitilaw, i problemi di questo mondo, il-problemi ta' dinja le ricchezze, u anka ir-rikkezzi gli impegni u l-impenji li konna soffocano il seme. jalquhom totalment u jifgawhom dawk il-eruq. A me quando vengono mi dicono, pastore, Mbagħad meta jiġu għandi jgħidu li pastor, non ho molto tempo per venire in chiesa, ma tantx għandi ħin biex niġi knisja, c'è troppo lavoro, għandi ħafna xogħol, u troppi impegni, tant għandi i impenji bimbi, u tfal la u famiglia, l-familja. come faccio? Kif se nagħmel? Kif nista' niġi knisja? Pastore Gordon predica 2 ore, U mbagħad il-pat warant Pastor Gordon idum jgħid satej. è un po' lungo. Twila wis. Tu torni a casa U mbagħad tirritorna d-dar e il diavolo sorride. u x-xitan jibda jitħaq. Sai perché? Tafu għaliex? Perché dice è più impegnato nel mondo Għax jgħid aħħara dak u iktar impenjat fid-dinja che nella chiesa. milli fil-knisja. E il seme U żerrija muore. tmut. Poi c'è un terzo terreno. U mbagħad hemm it-tielet art. E il terzo terreno U din it-tielet art è un cuore dedicato a Dio, huwa qalb dedikat għal mulej. un cuore arreso a Dio, Huwa qalb li hija ċedit għal mulej totali. un cuore che dice qualsiasi cosa accadrà, U dik il-qalb li tajt jiġri xiġri. io vivo per te. Jien ngħix għal mulej. Io sono morto a me stesso. Jiena mitta li għan Voglio nifsi. vivere per te. U rrid ngħix għal Alla. Posso dirti una cosa? Nixtieq ngħidilkom xi Il diavolo ħaġa. potrà metterti in prigione come con Paolo. Jista' x-xitan jitfak fil-ħabs bħal Potrà Paolo. legarti a volte con catene, Jista' anka jalqek bil-katini kultant. ma non potrà mai metterti Imma alla ma jista' cena. qatt iġalek iċċedi. Perché la tua lode salirà a Dio. Għaliex huwa Alla Il li profumo della tua jipproteġik. lode salirà al U re. meta inti tfaħħar il-mulej dik quel seme il-perfume li għandek e li quella- hija it-tifħir. E quella promessa Dak permess ta' dik il-weda li Crescerà. għamel, dik il-żerrija e le tikber catene saranno spezzate. u anka l-katini jinkisru jinqataw totali Le prigioni saranno u aperte. l-ħabs jinfetaħ I legami saranno u rotti. dawk il-kateni jinkisru Perché? għalfejn? Perché hai dato più importanza al seme. Għaliex inti tajt iktar importanza żerrija Hai mill l-affarijiet creduto a quel naturali. seme. Għax inti emmint f'dik iż-żerrija. Lo hai protetto. U li inti proteġejta dik Lo hai iż-żerrija. amato. U li inti ħabbejta dik iż-żerrija. Yes. Alleluja. Sto per terminare. Delwaqt nispiċċa. Ascoltatemi. Isimawni. L'apparato genitale delle donne Il-parti tal-mara kif taħdem Yes. ġenitali è formato dalle tube Yes. di falloppio. hija formata minn fallopian tubes. Cosa succede quando il seme dell'uomo Xiġri meta żerrija tar-raġel entra in questa tuba? tintaqa' f'dan it-tubu tal-mara. Va a fecondare l'ovulo. Ikun hemm l-ova li hija l-bajda.
Quando l'ovulo è fecondato, U meta il-bajda tinqata, tornano a fare il processo inverso. tarġa tibda tagħmel il-proċess kull xahar kontinu. E quando l'ovulo U meta dik l-ovulation fecondato arriva all'utero, tasal fl-utru si impianta. u jkun hemm iż-żerrija, issir il-pjanta. E da quel momento in poi U minn dak il-ħin il-qudiem la donna è incinta. il-mara toħroġ tqila. In Giovanni 1,14 Fi Ġwanni le 1:14 scritture dicono l-iskritturi jgħidu che la parola si è fatta carne. li il-kelma ġiet bniedem, saret bniedem. Attenti. Għad attenti. Quando l'angelo va da Maria, Meta l-anġlu marant Marija gli dice Maria tu rimarrai incinta dello Spirito. u Alla inti ħatkun tqila permezz tal-Ispiritu Santu. Yes? Amen. Amen? Amen. Maria è rimasta incinta della parola, U Marija fil-fatt saret ila permezz tal-kelma, del seme della promessa. permezz taż-żerrija tal-weda. Ha permesso al seme U tat permess il-dik iż-żerrija di impiantarsi. li tiġi impjattata fiha. Se un seme non si impianta in profondità, Imma jekk dik iż-żerrija ma tiġix pjantata sewwa kif suppost f'profondità, ci sarà un aborto. ħajkun hemm abort. Ma se piantato, Imma jekk jkun pjantat sewwa, ci sarà un parto. ħajkun hemm ħlas. Alleluja. Giovanni 1,14. Ġwanni 1:14. E la parola si è fatta carne. U hemmhekk jurina li l-kelma saret bniedem. Dio ha piantato parole in te, Il-mulej ippjanta kelma fi. promesse in te. Ippjanta il-wedid fi. Non puoi permettere al U diavolo inti ma tistax tħalli li xitan di rubare quel seme. jisraq lek dik iż-żerrija. Deve essere piantato Il-żerrija trid tkun hawnhekk ippjantata f'moħħok nel tuo modo di pensare, bil-mod ta' kif inti taħseb, nel tuo modo di agire. bil-mod ta' kif inti taġixxi. Ecco perché in Giosuè capitolo 1, Għalhekk Ġoswe wieħed, al Joshua versetto 1, 8, Vers 8, Le scritture 8, dicono- Vers 8 jgħid l-iskrittura dicono: medita, jgħidilna biex nimmeditaw, medita la mia parola, fuq il-kelma tiegħi giorno ġurnata e notte. u anka l-lejl. Sapete che cosa significa U questo? tafu xi tfisser meta inti timmedita fuq bil-jum u anka bil-lejl fuq il-kelma talla? Proteggere il seme. Hekk tkun qed tipproteġġi iż-żerrija. Si impianta in te U hekk inti ħalli ż-żerrija tiġi pjantata fik. e tu inizi a essere incinta U inti tibda tkun tqila bil-kelma talla. della promessa di Dio. Tiġi tqila bil-weda talla. Medita Medita, immedita. le mie promesse Immedita fuq il-wedid e tal-mulej. le realizzerai. U inti tara kif isiru realtà fil-ħajja tiegħek. Credi nella mia parola Emmen fil-kelma tiegħek. e la realizzerai. U tara qudiemek. Io sono figlio di promesse. Jiena tifel tal-weda. Ero un tossicodipendente. Kont raġel li nieħu droga. Ma mia madre mi aveva consacrato. Imma ommi, ġifiri Davide qed nitkellmu, ikkonsakratu għal-mulej. Mia madre fece una preghiera U ommu għamlet talba. e la preghiera di mia madre fu: U talba ta' ommu kienet se i miei figli ti serviranno, jekk it-tfal tiegħi kollha jservuk, dammeli, tihomli. se no prendili prima. Jekk le, ħudhomli minn qabel ma jiġu. E quando io ho iniziato a fare uso di droga, U meta jiena bdejt nagħmel l-użu ta' droga, sono entrato 2 volte in overdose di cocaina. u tħalt darbtejn fej kellu jidħol minħabba overdose ta' kokaina, 2 volte. darbtejn, La seconda stavo morendo. it-tieni darba kont qed immut, Riuscii a trascinarmi fino alla stanza di mia madre. irnexxieli b'xi mod jew ieħor nasal ħdejn il-kamra t'ommi, E mia madre e mio padre uscirono dalla u camera. ommi u missieri ħarġu minn dik il-kamra Mi portarono in sala u qabduni u tefawni fis-sala, e imposero le mani su di me. poġġew idejhom fuqi E io ho visto il cielo aprirsi u jiena rajt is-sema tinfetaħ
e la luce di Dio venire sulla mia vita. U rajt anka il-dawl tal-mulej fuq ħajti. Io sono passato da uno stato di overdose Jiena għaddejt minn stat ta' overdose a uno stato normale, għal stat normali. istantaneamente. Istantanjament mill-ewwel ma kellix għalfejn għaddi minn proċessi. Alleluja. Sapete perché? Tafu għaliex? Perché una notte, Għaliex lejl minnhom mentre mia madre stava piangendo per me in waqt li camera, ommi kienet qed tibki għalija fil-kamra, sentì la voce di Dio semat il-vuċi talla. dirgli: me l'hai donato quando era bambino. U l-mulej stess Alla tiftakar meta jiena tajtulek meta kien għadu tarbija. Smetti di vederlo con i tuoi occhi, Iqaf ħares leħ bajnejk naturali. perché lui sarà quell'uomo di Dio che Għax io ti ho u se promesso. jkun dak ir-raġel talla li jien wettek li jkun. E da quel U giorno minn dikinhar mia madre, il-mamma tiegħi anche se mi vedeva dimagrire, anke kratni li kontet nirqaq, anche se mi vedeva strano, anke kratni stramp, credeva alla parola. emnet fil-kelma. E quel seme U dik iż-żerrija oggi è diventato carne. illum saret bniedem li qed taraw qudiemkom. Alleluja. Dio non ha preferenze, Il-mulej m'għandux preferenzi. semina in ogni terreno. Għax u jitfa' żerrija f'kull tip ta' art. Ora dipende da noi Imbagħad kif għattilkom jiddependi minna. che terreno vogliamo essere. X'tip ta' art irridu nkunu? Quale terreno vuoi essere? Liema art tixtieq tkun? Quello che permette al diavolo di ridere Dak li tħalli x-xitan jitħaqbik? o quello che calpesta il Jon diavolo? kella dak li inti taf ġuf saqajk? Quale? Li wieħed Sento lo spirito di Dio. qed inħoss l-Ispiritu talla. Ci sono persone che Dio vuole riconfermare promesse fatte. Għaw persuni hawnhekk fostna li l-mulej jrid jirrikonferma l-wedijiet li hu tagħkom. Ci sono persone che hanno bisogno di semi questa sera. Għaw persuni li għandhom bżonn żerrija fil-ħajja tagħkom. Smetti di chiedere a Dio un prodotto finito. Iqfu saqsu l-mulej biex tara l-prodott lest. Inizia a dire: Signore, sono qui questa sera. U bdajdlu jiena qiegħataw illum. Semina nella mia vita. Tin iż-żerrija Accendi għall-ħajja il fuoco tiegħi. per te. Ixal dak id-dawl. mulej Se sei tra għalija. queste persone Jekk questa inti sera, wieħed minn daw il-persuni lejla, esci dal tuo posto e vieni qui davanti. Voglio oħroġ minn pregare insieme a postok u te. ejja hawnhekk irrid nitla' fuqek. Venite pure avanti. Tutti quelli che hanno sentito che era una parola per loro, venite qui. Ci saranno liberazioni questa sera. Davide. Yes. Ci sono persone nuove qui questa sera per la prima volta. Persuni ġodda hawnhekk l-ewwel darba. C'è qualcuno che è nuovo qui tra queste persone che è venuto avanti o al posto, Għaw xi ħadd li huwa ġdid forsi hawnhekk minn dawk li ġejtu hawnhekk che vuole accettare Gesù? li jixtieq jaċċetta l-Ġesu anke mill-YouTube. Anche su YouTube. Vogliamo chiudere i nostri occhi e Ejja nagħlqu fare questa għajnejna preghiera. u nitolbu, Facciamo questa preghiera insieme. ejja nitolbu flimkien. Signore Gesù, Sinjur Ġesu, io mi arrendo a te. jiena nċedi għalik. Ti do la mia vita, Jiena ntik ħajti, tutta la mia vita. ħajti kollha. Perdona i miei peccati. Aħfir li dnubieti, Perdonami aħfir li. per tutto quello che ho fatto contro di te. Għal dak kollu li jiena għamilt kontrik mulej. Oggi ti ricevo Illum nirċevik come mio personale salvatore. bħala s-salvatur tiegħi personali. Vieni a vivere in me. Ejja għex fija, Nel nome di Gesù. fissem Ġesu Kristu. Amen. Amen. Alleluja. Vogliamo pregare anche per quelli di YouTube. Ejja Padre, nitolbu anke grazie dawk li qegħdin fuq il-YouTube jarawna. per ogni persona che ci ha seguito
Ek nirringrazzjaw il-mulej għal dawk il-persuni kollha li segwewna illum. Noi li benediciamo nel nome di Gesù. Aħna nberkuhom f'isem Ġesu Kristu. Guarisce e libera nelle loro case. U aħna niddikjaraw li intom liberi u anka li titfiqu f'isem Ġesu Kristu. Che il seme della tua parola U ż-żerrija tal-kelma talla possa andare in profondità nelle loro tista' vite. tidħol fil-profondità tal-ħajja tiegħek. Nel nome di Gesù. F'isem Ġesu Kristu. Amen. Amen. U Salutiamo alleluja. tutti quelli che sono YouTube Insellmulkom daw e ci kollha li vediamo qegħdin fuq domani il-YouTube. mattina U narawkom għada alle ore 10. fl-10 ta' filgħodu hawnhekk. Ora voglio